L'arte di strada ha poche pretese, parla una lingua, il bascherese, quindi bonjour to the people meters, vamos amigos, grazie, L'arte di strada generalmente è sia gli artisti che tutta la gente, dovunque vada sempre stupisce, ed il suo bello è che qui finisce. No, dai, scherzavo, perché il più bello è aver l'onore di fare cappello, dare 2 euro per la fantasia, la geografia, per la Normandia, o per il testo, per la melodia. Solo che più arrivando a Cesarino, c'è che preparato e tutto improvvisato. Ci sono tutte le battute, sotto un palazzo di indiani, si sono particolari, sono salendo sapi pari. E dico lasciuri, facciamo tutta muri. E dico lasciuri, spettacolo da muri. Solo che vieni a fare, di nuovi giochi, dopo all'inizionali, e se ci sono le migliori, se li rendi loro da mani, e li prendi pistonari, se non metti a ballare, e dico lasciuri, facciamo da muri, e dico lasciuri, spettacolo da muri, fiore. I just gigolo, and you and I go. People not about and play. Pay for every dance, and it's romance. Ah, la 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 la. And then will come a day, and you'll to pass away. What do we say about me? And the echo sign on that says just gigolo. I go so without you. La perdita del lavoro ha fatto la fortuna di Giovanni D'Amico e Giuseppe Torrisi, diventati suonatori di Taormina. In giro per il mondo esportano la musica e le bellezze della nostra isola, ospiti graditi nelle feste dei grandi VIP e all'edicola Fiore di Fiorello. Noi eravamo emigrati al nord a Pavia, no? Siamo emigrati come tanti emigranti di allora, di 20 anni fa, 30 anni fa forse. Poi abbiamo perso il lavoro dopo tanti anni, abbiamo perso famiglie, diciamo che il lavoro non c'era più, quindi, e ci siamo messi a suonare il mandolino, lui il mandolino, che gli ho fatto un regalo io un giorno così. Questo mi ha regalato questo mandolino, mi è piaciuto il suono e allora, essendo che non lavoravo, lui dice perché non andiamo a Lugano, non ci conosce nessuno, ci mettiamo a suonare strada. E allora con un brano che io conoscevo solo, perché è da 2 giorni che suonava il mandolino, con un brano si guadagnava, non so, 200.000 lire ai tempi. Allora c'era la lira, si guadagnava una bella cifretta. Allora lui dice facciamo un bel repertorio e vendiamo i CD. E allora è nato da lì l'idea, perché abbiamo visto che funzionava lo stile del mandolino. Quindi diciamo da un evento sfortunato, diciamo così, la perdita del lavoro, è stata invece la vostra fortuna. Sì, è nato il nostro lavoro, un nuovo lavoro che adesso fino ad oggi, dopo 20 anni ancora viviamo di musica, solo di musica, ci manteniamo a Taormina e viviamo, ci chiamano dappertutto nel mondo e facciamo matrimoni importanti, anche VIP, abbiamo fatto matrimoni VIP. Abbiamo un camper e giriamo, siamo stati fino all'Italy, in America, a New York,
siamo stati ad Amsterdam, siamo stati in tanti posti. Matrimoni anche da Vippe, perché la figlia di Sting che si è sposata è chiamata a noi, un'attrice di Sex and the City ha fatto un matrimonio e è chiamata a noi. Cioè, diciamo, abbiamo fatto Quindi state esportando la nostra musica e la nostra sicilianità in tutto il mondo. Nel mondo, sì. Anche perché piace la Sicilia nel mondo. Per noi è scontato, diciamo che siamo siciliani, è scontato, ma fuori dall'Italia la Sicilia è il top. Ma cosa vi dicono? Cos'è che piace della musica siciliana, della nostra sicilianità? Piace l'allegria che abbiamo noi, piace il mangiare, piace i posti che sono stupendi, tipo Taormina, la Sicilia, Cefalù, tutti i posti della Sicilia. E poi anche l'allegria, diciamo che l'allegria di più. Sì. Ultimamente siete stati anche ospiti di Edicola Fiore, spiegateci un po' com'è nata questa collaborazione. Abbiamo conosciuto Fiorello a Taormina, mentre lui faceva un concerto che si chiama L'Oro del Rosario, no? Uno spettacolo che porta in giro da tanti anni in giro per l'Italia, anche all'estero è stato, e ci ha visti là a suonare e ci siamo messi a cantare insieme a lui Ciuri Ciuri, canzone Simone da Rosa, siciliana, no? E poi la sera di questo spettacolo qua che faceva lui metteva il video nostro, che alla fine dello spettacolo metteva il video nostro di lui che insieme facevamo questo spettacolo lì. Poi dopo ci siamo rivisti per caso. A Firenze è successa la stessa cosa. Si è messo a cantare in strada, ci ha fatto il video e l'ha messo nel suo spettacolo la sera. Dopodiché ci ha invitato lì a Edicola Fiore, gli abbiamo scritto un brano, una tarantella. Che ora ci farete sentire. Adesso noi facciamo sentire, a lui è piaciuta e adesso è in abitudine andare a Edicola Fiore. Tutte babbuni, su un palazzo di 5 piani, su show in particolare, sulla ricca sape fare. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, facciamo un d'amori. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, spettacolo d'amori. Oh, oh, oh. Che in Zabar, in caffè di Pomigliani, in programma originale che partiti in giornali. E se 5 di mattina, sono gli anni monocantari, siamo pronti per suonare, siamo pronti per ballare. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, facciamo un d'amori. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, spettacolo d'amori. A ballavo, ballavo. E noi però andiamo a vedere che cosa succede qui intorno all'Ariston in questi giorni speciali di Sanremo. C'è un altro Sanremo fuori dall'Ariston, quel Sanremo che nessuno vede e che va in scena lungo la passeggiata di Corso Matteotti. A quanti CD siete riusciti a vendere? Oggi tu vuoi sapere troppe cose. In 13 anni non è mai entrato dentro? No. Ci hanno chiamati una volta che Embretti c'era qui, solo che voleva solo lui. A me non mi voleva. Artisti di strada e gente comune, arrivano dal nord e dal sud. Da un'idea dell'Edicola Fiore abbiamo scritto un brano. Anche solo per sfoggiare abiti storici e con il sogno un giorno di entrare davvero dentro all'Ariston. Mentre il mondo pian piano scompare lontano laggiù.
ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Dentro il mondo pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per te. Volare, cantare, negli occhi tuoi. Spettacolo d'amore. Sugutighe in zabarre, capelli nuovi chiari, programma originale, la partita del giornale. Se singoli mattina, solianti buono cantare, siamo pronti per suonare, siamo pronti a parlare. E dico la Shuri, e dico la Shuri, e dico la Shuri, facciamo d'amore. E dico la Shuri, e dico la Shuri, e dico la Shuri, spettacolo d'amore. Non ritorni mai più, mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciava a volare nel cielo infinito. Suona per te. Volare, cantare, nel dipinto di blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma
io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua, e continuo a volare felice in alto del sole, ancora più su, dentro il mondo pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per te. Volare, cantare, negli occhi tuoi, felice di stare qua, negli occhi tuoi, felice di stare qua. Silenzio, un autoradio sempre nella mano destra, cara amico sopra, buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America si manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre nel suono. Buongiorno Italia, buongiorno a Maria, e notti pieni di malinconia. Buongiorno a Dio, sai che ci sono anch'io. Everybody, lasciatemi con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con il dopo barba alla menta, con un vestito gestato su e la motola la domenica. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo passetto, una bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno a Maria, e non ti vieni di malinconia. Buongiorno a Dio, sai chi ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono un italiano vero. Grande Sommarugo. Gazebo bianchi, tamponi e termometri al posto di tappeti rossi, applausi e microfoni. Sanremo aspetta così il festival numero 71 ai tempi della pandemia. Com'era qui? Qui com'era? È uno spettacolo indescrivibile. Piazza Colombo adesso è animata soltanto da chi abita tutto l'anno nella città dei fiori. Da domani e per tutta la settimana, eccezionalmente, fila differente. Li guarderemo in televisione. Ti rimane solo quello. Tamponi, transenne e termometri intorno all'Ariston al posto di tappeti rossi, applausi e microfoni. Lei è una modella? Sì, sono una modella. Miss Over.
sarà vietata la passerella, così come la caccia ad autografi e selfie davanti agli hotel. Dalle 14 a fine spettacolo sarà transenata affinché non si creino assembramenti di fronte all'Ariston. La kermesse festivaliera ai tempi del Covid può ancora attendere. Politico-filosofiche, noi dobbiamo marciare di corsa. And my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you, God bless you, and God bless America. Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati dagli studi di STV, un'altra puntata di Io mi ricordo. Subito a presentarvi gli ospiti eccellentissimi di questa nostra puntata di oggi. Loro sono, pensate, i suonatori di Taormina. Comincio a presentarvi Giovanni D'Amico, che è alla mia sinistra. Giovanni, benvenuto e grazie. Come stai? Tutto ciao, bene? Sì. Tutto bene, sì. Vuoi mandare un saluto ai nostri telespettatori? Sì, salutiamo tutta la Calabria, tutto il mondo. Perfetto, loro sono siciliani, tanto per intenderci. Al suo fianco sicuramente l'altro amico, che è Giuseppe Torrisi. Agevoliamolo col microfono. Grazie Giuseppe, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, dalla Sicilia. Perfetto. Un saluto. Allora, la puntata di oggi veramente alla grande, con qualcuno che già comincia ad arrivare, è una sorpresa per i nostri amici che sicuramente gradiranno, però arriverà da qui a non molto, se non prima di aver fatto passare dalla nostra regia la scheda che è relativa appunto ai suonatori di Taormina, il nostro Giuseppe Torrisi, il nostro Giovanni D'Amico. Partiamo con la scheda, grazie. I suonatori di Taormina nascono artisticamente a Milano nel 2000. Gianni, prima di fare il musicista, faceva il benzinaio in autostrada a Lodi e Giuseppe faceva l'elettricista. Ma le cose della vita cambiano. Giuseppe Torrisi e Gianni D'Amico, due amici inseparabili da 45 anni. Era novembre del 1999. Un giorno Giuseppe si trovò a passare per caso in un negozio di strumenti musicali. Vide un mandolino esposto in vetrina. Entrò, chiese il prezzo al commerciante, si misero d'accordo, lo comprò e lo portò a casa. Fu l'occasione giusta perché era l'11 novembre e Gianni compiva gli anni, così Giuseppe glielo regalò.
In quel periodo Gianni si sentiva triste e demoralizzato, lo avevano appena licenziato, aveva perso il lavoro di benzinaio sull'autostrada Torino-Piacenza, non parlava quasi mai e non gliene fregava niente della vita. Quando vide il mandolino non provò nessun interesse e disse che non era uno strumento ma un soprammobile da esporre nel salotto. Mi ringraziò e lo appoggiò sul divano. Una sera non avevamo niente da fare, avevamo alzato un po' il gomito con il Barbera. A Gianni gli passò per la testa di toccare quel pezzo di legno che neanche gli piaceva tanto. Cominciò a pizzicare le corde e mi disse che il suono del mandolino era quasi una voce umana. Era come se avesse un suo sentimento, come se parlasse. Quel pezzo di legno, come lui lo chiamava, non era più un pezzo di legno, ma qualcosa di importante che entrò nella sua vita al punto che non riuscì più a staccarsene. Come i bambini che portano a letto l'orsacciotto per addormentarsi, lui si addormentava con il suo mandolino. Si era innamorato di quel pezzo di legno dal suono magico e squillante, al punto che volle conoscerlo meglio e comprò un manuale per poterlo studiare. Gianni è sempre stato un buon strimpellatore di chitarra. Gianni imparò a suonare con il mandolino la sua prima canzone napoletana, Maria Marie. Sapeva solo questa. Giuseppe in quel periodo aveva anche lui i suoi problemi, si era appena separato dalla moglie, perse la famiglia per mancanza di soldi. Giuseppe, preso dall'entusiasmo, disse a Gianni: «Domenica andiamo a suonare in strada a Lugano». «In strada? Ma no, mi vergogno, non ho il coraggio, dai, che non ci conosce nessuno, facciamo una prova, ci mettiamo a suonare sul lungolago e vediamo cosa succede». «So suonare solo una canzone», disse Gianni. «Fa niente, suoneremo solo quella tutto il giorno». Il carattere facilone e un po' incosciente di Giuseppe, che non si rendeva conto della difficoltà e della brutta figura che si poteva fare suonando solo una canzone. Lui insisteva, cercava di convincere Gianni e diceva: «Ma che ci vuole? Cosa te ne frega? Futtitinni. Domani è domenica, andiamo a Lugano, ci mettiamo lì dove c'è la chiesetta in legno, sul lungolago, e vediamo che succede. Proviamo, no? Che ci costa?» Una domenica di dicembre i due amici, dopo tante discussioni, decisero di provare ed andare a suonare in Svizzera. Dopo aver lasciato Milano, imbiancata dalla neve e dal freddo, arrivarono a Lugano. Quella mattina, per fortuna, la giornata era bellissima, c'era un sole splendido con un clima quasi estivo e la gente passeggiava sul lungolago. Gli sguardi degli svizzeri erano gioiosi e positivi, traspariva dalle loro facce un benessere economico che non si notava in Italia. Presi da quell'atmosfera, con aria indifferente, un po' intimiditi, i due neoartisti di strada si misero a suonare con chitarra e mandolino. «Oi Marie, oi Marie». Misero a terra la custodia della chitarra, la aprirono, presero gli strumenti e cominciarono a suonare e a un tratto, come d'incanto, le persone cominciarono a mettere nella custodia i primi franchi. Chi metteva un franco, chi ne metteva due, chi metteva quelli di carta 5 o 10. Improvvisamente, come una magia, si formò un cerchio attorno a noi e la gente cantava con noi. C'era chi diceva: «Siete bravissimi», c'era chi diceva: «Continuate così, questa è la vostra strada». C'erano bambini felici che ballavano, c'era qualcuno che piangeva, c'erano molti sorrisi di felicità e qualcuno chiedeva persino se avevamo i CD di questa musica. Il massimo della soddisfazione però fu quando arrivarono al negozio di cambio, i franchi svizzeri diventarono lire e fu lì in quel momento che Giuseppe e Gianni, due amici inseparabili, capirono di aver trovato il loro nuovo lavoro. La loro vita era cambiata, Gianni il benzinaio e Giuseppe l'elettricista avevano trovato la loro strada, l'arte di strada. Da 20 anni viviamo di musica, la nostra passione. Suoniamo in strada a Taormina, Firenze, Milano, Catania con il nostro camper Lumaca e la musica folk siciliana e napoletana, tarantelle, musica italiana. Ci chiamano a suonare per i matrimoni e feste private insieme a quel pezzo di legno che Giuseppe regalò a Gianni. Un regalo ti cambia la vita. Nonostante i problemi che abbiamo noi artisti di strada,
con le amministrazioni locali, lottiamo sempre per quello in cui crediamo e amiamo. Nel 2015, mentre suonavamo in piazza 9 aprile, a Taormina si avvicina ad ascoltarci un signore. Era il grande Fiorello, aveva un concerto al Teatro Antico. Si è messo a cantare con noi in dialetto le canzoni siciliane ed è nata un'amicizia. Mentre nel novembre 2016 eravamo a Firenze, in Piazza Repubblica, a suonare, lo incontriamo di nuovo e insieme a noi improvvisa uno show in strada. Nel 2017 siamo stati invitati da Fiorello nel programma Edicola Fiore, che andava in onda su Sky, e nell'occasione lo showman ci disse di scrivere la sigla del programma che cantava Giovanotti in dialetto siciliano. È così che nasce una bellissima tarantella taorminese dal nome Edicola Ciuri. Abbiamo suonato in diversi matrimoni VIP, per la figlia di Sting, in Toscana, a Migliarino di Pisa, a Montalcino, Siena, per una modella americana, ballerina di Sex in the City. Suoniamo in tutta Europa, dove ci chiamano per le feste italiane, degli emigrati nostri conterranei, e fino a New York, in un ristorante famoso, Caffè Napoli e Little Italy. Da 20 anni andiamo ogni anno a Sanremo, durante il periodo del festival a suonare in strada, e 2 anni fa abbiamo conosciuto Renato Grandinetti di STV, che ci ha invitato a venire nel suo programma. Naturalmente noi siamo felici di esserci. Che bello, che bello. Mi avete veramente emozionato e commosso tantissimo, e io sono strafelice oggi di potervi avere qui nei nostri studi di STV come ospiti. Però anche per voi dovete sapere che la nostra trasmissione prevede qualche domandina un po' che io definisco un tormento. È un tormento, e lo voglio cominciare proprio con Giuseppe, se lo agevoliamo col microfono. Noi abbiamo bisogno di sapere com'era Giuseppe da bambino. I nostri telespettatori stanno aspettando proprio questo. Cominciamo da lì e poi la stessa domanda la faremo a Giovanni. Com'era sto Giuseppe da bambino? Vediamo. Timido, aveva paura Facciamolo dire a lui, che poi sentiamo anche te. Ero timido, avevo paura anche di fare le foto, mi nascondevo, non c'erano le foto allora col flash. Appena facevano il flash io scappavo perché avevo paura di fare le foto. Questa è una cosa che mi ricordo ancora. Che ti ricordi, che ti è rimasto Sì, impresso. Ma ti è rimasto impresso anche il fatto che tu da bambino facevi dei giochi come fanno tutti i bambini. Quali erano i giochi di Giuseppe da bambino? Che ti ricordi? Da bambino andavo con le mucche, perché andavo con le mucche, perché mio padre allora emigrò con mia mamma a Como, quindi nelle montagne. E allora mi ricordo ancora delle foto che io ero con le mucche, che giocavo con le mucche, giocavo con le mucche. Ti piaceva produrre il latte, perché poi sì, fondamentalmente veniva fuori il latte da questa, quindi il latte che bevevi tu da bambino era sicuramente genuino. Quello di oggi. Ma le paon da minda, come si dice. Bravo. Sempre col microfono. Giovanni vuole parlare, Giovanni che vuole solo suonare, vuole parlare. Facciamolo parlare, passagli il microfono, Giuseppe. Il problema è che Gianni col microfono ha un brutto. Però mi sembra che lui voglia parlare, passiamoglielo il microfono. Col microfono non ti sentono, se no, Giovanni. Il mio socio non ha detto che si è innamorato di una mucca. Dicelo. Com'è che si è innamorato di una mucca? Di una mucca lì a Milano. Ah, addirittura. Vabbè, allora stendiamo era piccolina. Allora, Giuseppe più o meno ci ha detto cosa faceva da bambino, invece Giovanni cosa faceva? Io non lo so, non mi ricordo. Non ti ricordi niente da piccolo? Avvicina il microfono. Facevo il bambino e andavo a scuola. Andavi a scuola, hai fatto le elementari, cosa Giocavo facevi? a calcio. Giocavi a calcio? Con 2 squadre. Con 2 squadre? E come facevi? Imbrogliavi? Perché No, contemporaneamente ero sempre il microfono vicino. Ero con 2 squadre, una si chiamava la Riveriana. Riveriana. Dedicata a Gianni Rivera. Stai parlando dei miei tempi. Sto parlando. E poi un'altra che si chiamava Palestro, dedicata a un quartiere del centro di Catania. E sono curioso. E mi volevano tutte e 2. Solo a volte non mi facevano giocare perché io
la settimana prima dovevo andare a fare allenamenti. Gli tu non li allenamenti io non li facevo perché avevo paura del massaggiatore che mi rompeva i ginocchi, mi spaccava tutto, però mi voleva. E il tuo ruolo, il ruolo in cui giocava il nostro Giovanni? Il numero 11, ala. L'ala, alla sinistra Alla praticamente, sinistra, sì. Quindi sei mancino anche nella vita oppure solo nel calcio? No, solo nel calcio. Solo nel calcio. Ma io nella scheda che abbiamo appena visto attraverso la nostra regia ho sentito parlare di un certo Fiorello. E Fiorello lo conosciamo un po' tutti, è un artista siciliano che ormai lo conosce tutto il mondo. Voi avete avuto la possibilità di conoscerlo attraverso quelle che sono state poi le vostre visite nei vari posti dove siete stati, ed io ho dalla nostra regia già un primo video che evidentemente è di Colaciuri, e poi mi direte meglio voi dopo che la regia me lo manda. O volevi anticipare qualcosa, Giuseppe? Allora, regia. Scusa, cambio discorso. Sì. Volevo salutare gli amici dell'Argentina, che noi abbiamo tanti fan in Argentina. Addirittura? Sì, che ci seguono moltissimo su Facebook, vengono in vacanza a Taormina e vengono apposta per noi, proprio per sentire noi. Assolutamente sì. E anche dall'America, dall'Australia, abbiamo fan che vengono apposta a ascoltare noi. Perfetto. Della musica siciliana, napoletana, quello che facciamo noi. Assolutamente. Voglio salutare questi fan che sono all'estero. Ciao a tutti, grazie. Ci abbracciamo, ci aggreghiamo. Giovanni vuole aggiungere. Vai. Anch'io dovrei salutare Assolutamente. degli amici. Vai. Che sono Sparviero, che ha una clinica a Taormina, che fa le dialisi, e io faccio le dialisi. Il dottor Di Mauro, Carmelo Di Mauro, che è un amico, è il mio medico delle dialisi, e tutte le infermiere di dove sono ricoverato io. Io 3 giorni la settimana faccio la dialisi. Sabato e domenica faccio riposo e sono qua. Bravo, Ok. bravo Giovanni, bravo per questo saluto che hai voluto fare, che sicuramente è arrivato ai destinatari, ma io aggiungo che oggi, essendo in diretta streaming, in diretta Facebook, ringraziando di tutto questo il nostro magico editore Francesco Santoro, hanno la possibilità di seguirvi in tanti. E io oggi ho l'idea che secondo me noi supereremo i famosi like, le visualizzazioni, così si chiamano, no? Nel gergo, e poi lo vedremo a fine puntata, perché questa è una cosa che mi successe 2 anni fa proprio con questi signori, dove avendo registrato a Sanremo un nostro format, con loro raggiungemmo nel giro di pochissimo tempo 2000 visualizzazioni, quindi siete forti veramente, siete bravi. Questo non lo sapevo. Ecco, questo te lo sto dicendo in Piacere diretta, sapere questo. perché evidentemente non c'è stato il tempo di dirlo. Però cominciamo con queste di Colaciuri e poi commenteremo il tutto con i nostri artisti, fermo restando che vi ho già fatto una sorpresa che dopo questo video io vi farò avere sicuramente in diretta. Vai regia, grazie. Aspettiamo da sto cortiglio, sta arrivando compare Salito, non c'è niente preparato, è tutto improvvisato. Si sono sotto i balconi, sotto un palazzo di 5 piani, su show particolari, su Salito sanno fare. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, facciamo tutta muri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, spettacolo d'amori. Su bottiglie in giallarro, in papete pochi chiari, è un programma originale che fa tutti i giornali. E se 5 di mattina, solo gli altri possono cantare, siamo pronti per suonare, siamo pronti per ballare. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, facciamo tutta amore. E dico la sciuri, e dico la sciuri, e dico la sciuri, spettacolo d'amore.
sarulala, la tarantella te passa balla, sarulalero, sarulala, la tarantella te passa balla, sarulalero, sarulala, la tarantella te passa balla, sarulalero, sarulala, la tarantella te passa balla. E bravi, in mezzo alla gente, evidentemente con le loro performance, però due parole su questa edicola Ciuri le voglio dal nostro Giuseppe. Cosa vuoi sapere? Dimmi, Due fammi una parole domanda. su questa Due edicola parole? Ciuri che avete praticamente appena... Niente. No, praticamente noi eravamo a Roma, no? Eravamo a Roma e niente, siamo andati nel programma Edicola Fiore, un po' siamo entrati così un po' abbiamo invaso un po' il campo, siamo andati là, ciao Fiorello, come stai? E niente, lui per sicilianità, e ha detto fatemi una canzone che è così, e abbiamo fatto ma Edicola Ciuri era il suo programma si chiamava Edicola Fiore, no? E noi l'abbiamo fatta tramite la sua idea, cioè lui era quella... L'ho scritta in mezza giornata, in una mattinata dentro il camper. Con il camper, eravamo lì, no, col camper prima noi. È un'invenzione che avete fatto? Sì, però l'idea ce l'ha data Fiorello. Giovanotti ci ha fatto i complimenti, gli è piaciuto tanto. Pure Giovanotti, gliel'ha mandata Fiorello in diretta davanti a noi, gli è piaciuto anche Giovanotti. E noi ritorniamo a Fiorello, perché questo Fiorello, caro Amerigo, diventa proprio amico di questi due magnifici artisti. Infatti io ho un altro video che la regia mi dicono che è già pronto, dove vediamo Fiorello Firenze. Vediamo la regia cosa mi passa, grazie. Facciamo una canzone tipica toscana. Toscana, sì, che te la conosci? Poi ora si vede ancora? Vai, vai. Ho già studiato, già romani, Il sole già nato dal mare. e poi Pedro Zaniani. Bella mia, stai ancora dormendo. Cerri sono stanchi di cantare, Africa ti aspetto. Soldati, balconetti, su musari, e aspetto a me, E aspettano. tassa di stare, non mi di più, a pensare già di sogno voi, aspetta voi, gridi sta faccia così bella, ma sogna ancora lontani, ti aspetto solo quando affacciai. Ma dai buon esempio, no? Ma
grandi veramente col nostro Fiorello, e io penso che sia Giovanni che Giuseppe vogliono aggiungere qualcosa, perché l'umiltà di Fiorello l'ha dimostrata in questa circostanza. Grande umanità, guarda, noi siamo rimasti, pensavamo che un grande così come lui, grandissimo, che non ce n'è, però pensavamo che non ci dava retta, invece è un grande. C'era una persona stupenda, si fermava in strada con noi, ci vendeva i CD per aiutarci. Cioè, si è messa a vendere i CD, oh, 10 euro, così. Cioè, una persona di un'umanità grandissima, non possiamo che essere fortunati di averlo conosciuto, veramente. Fiorello è un siciliano come voi, e quindi è evidente che ha manifestato questo amore verso la Sicilia, verso gli artisti siciliani, e ha dato prova che una persona che, anche se ha raggiunto dei successi veramente nel campo, una persona di cuore, è proprio una persona vera, ha lasciato un segno indelebile veramente a tutti voi. Noi ci è presa la Fiorellite, proprio la Fiorellite si chiama. Perfetto. No, perché ritorna a Taormina? Perché a Taormina, con il video che adesso la regia mi sta per mandare, si ritrovano ancora una volta il magico Fiorello. Vediamoci questo video, poi lo commenteremo ancora una volta con i nostri amici, i suonatori di Taormina. Grazie regia. Ebbene, perché dalla regia mi dicono che evidentemente ci sta seguendo qualcuno che è stato con noi a Sanremo in questo periodo che noi siamo stati lì a seguire il Festival di Sanremo, che vorrebbe dire qualcosa. Io di solito chiedo sempre se voi siete disposti ad accettare un video che arriva dalla regia. Speriamo siano cose buone, se sono cose cattive... Ma no, è una femminuccia, allora va bene, allora se era un maschio no, è una femminuccia, quindi la regia mi dice che abbiamo qualcuno ha fatto un video a Sanremo? No, era con noi a Sanremo lì, sì. Evidentemente adesso vi ha visto qui e dice possiamo fare un video per questi due artisti. Io non so cosa dicono, però passiamo, poi vediamo, eventualmente commentiamo. La regia mi dice che c'è questo video, lo possiamo passare, grazie. Un forte abbraccio a tutti gli amici di STV. Sono qui con questo breve videomessaggio perché io mi ricordo, per rimanere naturalmente in tema al programma, di un Sanremo dell'anno scorso, dove ho conosciuto e ho avuto ospite nel programma che conducevo io, l'altro Sanremo. Sto parlando di Giuseppe e Gianni, Giuseppe con la sua chitarra, Gianni con il suo mandolino. Naturalmente sto parlando dei suonatori di Taormina e sono felicissima che oggi siano ospiti del grande Renato Grandinetti, e io mi ricordo veramente questo grande successo loro, la gente proprio ferma ad ascoltarli, costumi, ottima musica. Io ho anche il vostro disco che mi avete regalato, sono felicissima che siete, io mi ricordo, su STV, spero di vedervi presto in tour in Calabria, perché no in tutta Italia, e il mio appello è quello di dire al prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, perché no, il mio augurio è quello di vedervi sul teatro dell'Ariston, perché ricordiamolo una volta per tutte, perché il siciliano non è un dialetto, è una lingua vera e propria, e voi siete
fantastici, meravigliosi, unici. Baci e abbracci, ciao Renato, ciao Gianni, ciao Giuseppe e un bacio a tutto lo staff di STV. Amatemi, ma soprattutto amatevi. Dalla vostra Bluette Cattaneo. Brava, grande Bluette, grande, ti vogliamo bene, vai. Grazie mille di questo videomessaggio fantastico, sei bravissima, ci hai commosso, veramente. Ti ringrazio tanto, ciao, ci vediamo a Sanremo il prossimo anno, speriamo. Grande Bluette, ringraziamo a nome personale, a nome di STV per questo contributo. Però io vorrei ritornare nuovamente a voi perché noi ci stiamo deliziando con canzoni che praticamente vanno dalla Sicilia alla Calabria a Napoli, alla Campania, però noi vogliamo dire che poi in effetti siamo italiani vero, come direbbe qualcuno nella sua canzone. E voi credo che questa qua ce l'abbiate pure e me la fate, allora partiamo con noi, italiano vero. Volete questa qua? Ce la facciamo, vai, tranquillo, vai. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, un autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America si manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno a Maria, e non ti metti di malinconia. Buongiorno a Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un siciliano, un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con il dopo barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola da domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove del primo cassetto, una bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno a Maria, e non ti vieni di malinconia. Buongiorno a Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono calabrese, un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, sono un siciliano, tu sei calabrese, voi siete calabresi, io sono siciliano, un italiano vero.
grandi veramente, bravi i nostri suonatori di Taormina. Che bel pomeriggio, dai. La gente io credo che oggi non uscirà da casa, ci seguirà fino in fondo, anche perché è una trasmissione bella che porta gioia, allegria nelle case, e noi l'avevamo detto nell'anteprima, con questa coronavirus che ci sta dando un po' di preoccupazione. Questa puntata ci voleva perché stiamo sdrammatizzando un po' tutto e quindi rilassiamoci, vogliamoci bene come dicono i nostri suonatori di Taormina. Aggiungo che ho un altro video, rimanendo sempre in Italia, che è praticamente Big Italy, che evidentemente è adesso la nostra... Ecco, la nostra regia mi manda in onda e quindi vogliamo anticipare? Eravamo a New York, no? Gianni ancora non faceva la dialisi allora, era 4 anni fa, 4 anni e mezzo che fa dialisi, quindi allora lì eravamo a New York, siamo andati, ci hanno invitati lì in questo locale e siamo andati. Adesso non potremo più andare perché assolutamente purtroppo... per il problema di Gianni purtroppo siamo limitati. Però è un bel ricordo. Però è un bel ricordo, un bel ricordo davvero. Io mi ricordo, vai, okay. Regia, grazie. Forza Napoli! Sempre! Caffè Napoli! Ciao, ciao! Ciao, grazie! Canta! In Napoli, where lovers meet, when boy meets girl, is what they say. Quando un buon inizio dai like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you and too much wine, that's amore, that's amore. Also ring ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. And to play tipi-tipi-tay, like a gay tarantella. Mozzarella, amore. When the world seems to shine like you and too much wine, that's amore. Casa amore. Mi ricordo di quelli che era bellissimo, gli americani questi qua, mi ricordo i $100 che ci hanno dato in quella occasione. Ecco, appunto. Mi ricordo che ci abbiamo fatto una canzone, loro $100. Che bello, dai. E poi ci hanno cercati, questi qua, dopo 4 anni che non ci trovavano più in giro, così, ci hanno cercati tramite altri amici che ci hanno visti a Taormina. Ci hanno scritto avete lasciato un bellissimo ricordo. Un bellissimo ricordo, e quando vengono a Taormina ci vengono a trovare. Detto. Assolutamente sì. Gianni, ti vengo dire? Un po' il magone, ti vedo triste a rivedere queste immagini. Magari andiamo di nuovo. Sì che andiamo, dai, il Signore ci darà una mano. America, sì. America. Però la Calabria e la Sicilia sono sempre Calabria e Sicilia pure. Ritorno ai nostri magici artisti, il nostro Giovanni, il nostro Giuseppe, dicendo che la regia mi dice che c'è un altro video di qualcuno che è stato con noi a Sanremo. Avete lasciato evidentemente un segno molto bello, quindi qualcuno vuole intervenire. Io faccio sempre la domanda come... Vabbè, sentiamo anche. Qui mi chiederà un uomo o una femmina? Non me lo chiedi stavolta? Adesso no. No, vabbè, comunque è una femminuccia pure lei, Va bene. Vai regia, vai, grazie. Un saluto speciale a tutti voi e in particolare agli ospiti tuoi, Renato, i suonatori di Taormina che ho conosciuto a Sanremo, li ho visti esibire per le strade, la dimostrazione che a Sanremo non ci sono solo i grandi big, ma anche le persone che hanno talento e hanno voglia di emergere. Quello è il vero Sanremo, quindi continuate così, ed è un invito per tutti i giovani talenti e i talenti emergenti che non hanno avuto la fortuna che hanno invece i grandi big della musica italiana. Per cui non mollate, bravi, continuate così. Un bacio a tutti, ciao!
Allora, un ringraziamento alla giornalista Maria Chiara Caruso che era con noi, con S Television lì a Sanremo, all'editore di questa testata, il signor Giovanni De Grazia, a tutto il gruppo che praticamente è stato insieme a noi. E gli siete piaciuti tantissimo, quindi ha voluto fare questo video. Ecco, non me la ricordo lei. Comunque è la giornalista Maria Chiara Caruso. Ti ringraziamo se ci puoi aiutare. Bravissimi veramente, complimenti Tirreno Folk, questo gruppo di giovanissimi che evidentemente ancora giovani, in tenera età, riescono a fare cose molto belle e questo mi fa ben sperare per quella che è la tradizione del nostro folk calabrese, del folk anche vostro siciliano, del folk in genere, perché è importante che i giovani si possano appassionare a questo tipo di musiche, di canti, di balli soprattutto. Vai. Sì. Che anni ha la bambina? Allora, lei ha 10 anni. Ma tu conosci TikTok? Lo conosci il TikTok? Un attimo col microfono. Ci vai su facciamola queste rispondere. piattaforme? Aspetta un attimo, aspetta così ti risponde. Vai. Su Instagram, queste cose? Sì, Instagram. Perché vederti così 10 anni che suoni e canti e non usi questi strumenti, meno male, dico che... Ma tu li usi queste cose? Solo Instagram. Perché io ho una figlia che è sempre lì su Instagram, Facebook, sempre queste cose che gli tolgono il tempo allo strumento, perché studia lo strumento come te, no? Però gli togli tanto tempo. Quindi ti raccomando, lascia stare queste cose, studia e canta, che è meglio. Perfetto, Okay. Allora ci stiamo avvicinando piacevolmente, gradevolmente, anche se a me dispiace perché adesso ci dovremo lasciare, ma siamo nel gran finale di questa puntata di oggi che, ribadisco ancora una volta, è stata molto bella, è riuscita a trasmettere nelle case di chi ci sta seguendo tanta serenità, tanta gioia, tanta allegria, che è quella che noi auguriamo a tutti voi che ci state seguendo, anche a quelli che ci vedranno in replica, a quelli che ci stanno vedendo su Facebook, perché trasmissioni del genere credo che siano importanti, specialmente in un periodo difficile come quello che si sta attraversando per il motivo che già ho detto e non voglio ripetere. Andiamo un po' alle conclusioni prima di farvi realizzare l'ultimo brano, poi vi dirò perché ho scelto questo come ultimo brano. Come avete vissuto questa puntata di oggi, voi carissimi Giuseppe e Gianni? Ditemelo con parole vostre. Ma per noi è stato un onore essere qui da te invitati, perché per noi è la prima volta che siamo in un programma, cioè la prima volta in assoluto. Sono siamo contento, in un programma, sono veramente. contento. Siamo venuti per amicizia tua che ci siamo conosciuti a Sanremo. Per noi è stato un onore, ti ripeto. Quindi L'onore è è un piacere. Speriamo che succedano ancora queste cose e siamo felicissimi per noi. Grazie per queste magnifiche parole. L'onore è mio, Gianni. Tu sei un po' emozionato, però adesso abbiamo superato anche l'emozione per ovvi motivi e quindi voglio sentire anche il tuo di saluto, anche perché da qui a poco noi chiuderemo questa puntata. Gianni. Niente, per me è un piacere, è stato un piacere, speriamo che la cosa continui. Assolutamente sì, deve continuare. Ci inviti altre volte in questa televisione, cerchiamo di fare il meglio, se riusciamo. Assolutamente sì, ci siete già riusciti oggi come ci siete riusciti nel passato, come ci riuscirete nel futuro, perché essere amici vostri è veramente un onore e un piacere per me. Siete delle persone stupende. Io nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa trasmissione, voi mi avete dato l'ok, io sono stato strafelice e lo sarò anche in seguito per qualsiasi cosa andremo ad organizzare insieme. Credo che abbiamo fatto veramente una delle più belle puntate da quando io faccio questa trasmissione, io mi ricordo. E di Cari Giuseppe, caro Gianni, allora a voi il microfono per fare i saluti finali, anche perché la trasmissione si chiude da qui a pochi minuti mi sto con abituando. la canzone della nostra Chiara. Prego. Mi stava piacendo questa cosa di stare qui ancora fino a stasera, non si può, vero o no? Grazie Giuseppe, grazie veramente. Grazie di cuore di essere stati con noi. Grazie a te Renato di averci invitati, veramente siamo felicissimi, te lo abbiamo ripetuto tante volte, ma è di cuore veramente. Ti ringrazio, sei una persona stupenda
e ti vogliamo bene tantissimo. Assolutamente, grazie. Tanti auguri per il tuo programma, la tua televisione, l'STV, che è una televisione, come si dice, accogliente, una famiglia, diciamo, qua siamo. Hai detto bene, la famiglia è la parola giusta che potevi dire. Ci troviamo in famiglia. Grazie del pranzo di oggi che ci ha fatto tua moglie a casa. Assolutamente. Abbiamo mangiato prodotti calabresi, niente, e ringraziamo anche tua moglie e le tue figlie che sono state stupende. Grazie mille, grazie a tutto chi ci ha seguiti questa volta. Grazie mille ancora. Ciao. Gianni, grazie. Ciao. Calabria.